certo punto l'insegnante di religione vicino a me mi dà interrogato, va bene, che può sapere, l'ultima cena, parlami dell'ultima cena, ci ho mangiato fino a un quarto d'ora, fa, tengo ancora un limoncello in coppa stomaco, frata. Certo no, l'ultima cena, i 12 apostoli, e tengo e ti dico, non mi stimo, i 12 apostoli e tengo, allora, in tu c'eri tu, ci stavano i 12 apostoli. Più Gesù 13. C'è Pietro a coppa a mano, c'è tu vai giù. Cocco poco per vedere l'organizzatore, cose, non più brillante. C'è Pietro, c'è tu vai giù, c'è tutta la comitiva. Cocco poco che ci ha fatto una bella magnata, tu quanto insieme. O diciamo sempre non ci amo mai. Certo Pietro, tu quando non vogliamo venire, voglio certo Gesù non vengo. Certo Pietro, ma come, frate, stiamo organizzando pure per te, tu non puoi venire. Certo Gesù non vengo, frate. Certo Pietro, ma come, non viene. Stiamo organizzando, mettiamo pure in una macchina, ti mettiamo annanzi, si può pariare, che lo frezzino ti mette a pariare. Certo Gesù non esiste, non voglio venire. Certo Gesù non vengo, certo Pietro, come fa? Poi dice che uno si fa aprire. Certo Gesù facciamo una cosa, voglio venire prima a mangiare, posso che dici, alla sacrestia, tengono amicizia, mi fanno sparagnare. Certo da sei in un ristorante, Gesù si può, vabbè, Gesù era ingarrato in un capello, voglio che era mondiale. Si era fatto un capello con una fila america, a quei tempi era proprio ruoto. Tu quando lo guardavi, tu quando Gesù che bella qualità, ma non si è fatta, non voglio che stiamo tasati, Gesù spiegava. Perché teneva questa creatura a crema che faceva il cioccolato. Quando a un certo punto Gesù si va così bello con i capelli perché se tu non hai per fotografie mettere gli adesivi un po' parabrezza. Allora, troppo bello. A un certo punto Gesù mettete a capo tavola perché la comandava proprio cioè tu vai giù, tu quando ci vai male, ma io stiamo aspettando alle 4 ore, ci hanno fatto solamente l'aperitivo. Questo c'è Gesù è pane, però non scongiugate i capelli, che quando si manava, non hai speso una cosa le soldi, ci diamo poco capito che c'è per andare, mi metto in difficoltà. Cioè Gesù, questo è pane, prendetevelo. Era l'umiltà che teneva i capelli ancora un po' confusa, allora pigliava la coda, l'umiltà, che lei era un fama a Gerusalemme, tu non sai niente, ma a Nazaretto tu quando capri, tu quando, a Nazaretto si portava a sé un bacchettino. Ma non c'è Gesù, questo è pane, prendetevelo per mangiare, tu quando non lasciate niente, tu quando porta in coppa, fratello, mamma lì che voglio consumare, c'è Gesù, poi ce l'hai a mappare pizza a casa, frate. Certo Gesù prendete questo pesce, è fresco, l'ho preso io stamane, perché che sta tanto piace. Prendete e mangiatevelo tutto. Quanto coppa, frate, ma stanno spino, buono, così attacchiamo a batterino c'è ancora. Certo Gesù pare dei farisei. Un massimo si duca quando Gesù si mette a capo dalla gente, vuoi giù. Questo è vino. Il 7 gragnano. Che si va in cave morte. Su vino è talmente buono che per poco ti ammunnano solo loro a piette palumma se me ne dai in dopo e dai